Telespettatori di Storie di Famiglia, ben ritrovati. Delle difficoltà dopo il divorzio, sopravvivere con uno stipendio che talvolta non c'è più, come succede spesso in questo periodo per la perdita del lavoro, e di come vive oggi un padre separato. Parliamo questa sera a Storie di Famiglia e lo scopriremo assieme all'associazione Torno da mia madre, rappresentata questa sera dall'avvocato Sabrina Fortin. Buonasera avvocato Fortin, e dalla psicologa Barbara Bononi. Buonasera dottoressa. Buonasera. Bononi. Ma anche con un padre separato, anzi un padre divorziato, che dopo aver lasciato la famiglia per una serie di vicissitudini, purtroppo anche legate a problemi di salute, ha perso il lavoro e anche la casa. Con noi questa sera abbiamo Franco Corvaglia. Buonasera Franco. Buonasera a voi. Ma non parleremo solo di questo oggi. Subito dopo affronteremo un tema molto delicato, quello dell'abbandono dei minori. In studio due genitori che hanno adottato 3 bambini e che ora sono diventati un po' la testimonianza di accoglienza dell'associazione AIBI, Amici dei Bambini, che questa sera sarà rappresentata anche da Alice Paolin. Ma partiamo subito da questa nostra prima storia, la storia di Franco Corvaglia. Ha dormito per alcune settimane su di una panchina. Ora, per riuscire a mangiare e dare una mano almeno per un pasto al giorno alla compagna, è dovuto ritornare a chiedere aiuto al vecchio padre, pensionato. Non ce la fa a vivere Franco Corvaglia, 50 anni, di Pieve di Soligo, padre separato dal 1997, con una figlia grande alla quale continua a dare gli alimenti. Non ce la fa a pagare un nuovo affitto e anche a mangiare, soprattutto ora che la sua compagna, con la quale fino a qualche mese fa condivideva le spese, ha perso il lavoro. E così Franco ha dovuto scegliere o l'affitto o il cibo. Gli 880 euro che riceve di pensione per la grave invalidità che lo ha reso inabile al lavoro non gli bastano per entrambe le cose. Ha messo da parte la dignità, ha trovato alloggio temporaneamente dall'anziano padre, non prima però di aver trascorso alcune settimane a dormire in una panchina. E Franco è stato fortunato. Sono sempre più i padri che a seguito di una separazione o un divorzio si vedono costretti a lasciare la casa a moglie e figli e a sopravvivere con ciò che rimane, talvolta in alloggi di fortuna, chi nelle stazioni, chi nei dormitori o, come è capitato a Franco, sopra una panchina in mezzo ad una strada. E Franco Corvaglia è qui con noi questa sera, l'abbiamo salutato proprio prima della nostra copertina. Questa è la sua storia, la storia recente, ma una storia che è iniziata molti anni fa, vero Franco? Sì. Lei si è sposato quando? Nel 91 e poi nel 95 è nata mia figlia e dopo nel 97 c'è stata la rottura del matrimonio, la separazione e poi il divorzio. E dopo è successo che lei è tornata dai suoi genitori e io sono stato costretto a tornare da mio padre perché non c'era altra alternativa. Ti trovi dopo con uno stipendio solo e basta, e lì devi fare. La casa che avevate? La casa che avevamo l'avevo presa col mutuo e dopo ho dovuto vendere l'appartamento ed estinguere il mutuo, chiaramente, ovviamente. Quindi lei si è ritrovato in mezzo a una strada? Sono andato prima da mio padre, poi lì ho fatto un periodo e in questo periodo ho conosciuto la mia attuale compagna e dopo da là è iniziato tutta una storia lunga, piena di difficoltà. Il momento della separazione è arrivato in un momento in cui lei stava ancora bene e quindi esatto, aveva anche uno stipendio su cui contare. Quello stipendio però non sarebbe bastato per vivere in affitto, mantenersi con gli alimenti, immagino, sì, perché da qui la scelta di prendere e sì, tornare da suo padre, non da Torno mia madre, come il nome dell'associazione che è rappresentata oggi
dalla dottoressa, dall'avvocato Fortena e dalla dottoressa Bononi. Quindi lei ha fatto questa scelta. È stato difficile all'epoca ritornare da suo padre, dalla sua famiglia, a chiedere aiuto nuovamente come aveva fatto da giovane? Sì, è stato difficile perché è ovvio che tornare da mio padre vuol dire interrompere quello che tu hai costruito finora, fino a quel giorno, no? E dopo ti trovi a aver costruito la tua vita personale, la tua vita, insomma, ecco. Tornare da mio padre voleva dire ritornare dopo anni in una situazione che già lui è anziano e per di più era un po' seccante il fatto di creargli ulteriori problemi. Ecco, questo non è stato facile, no. Aveva provato a trovare un affitto, a cercare un affitto? Sì, ma gli affitti sono alti, sono troppo alti, non è che lo stipendio era molto alto. Attualmente lei prende, allora, non ha perso il lavoro, lei ha perso il lavoro? Sì, l'ho perso nel senso che sono stato riformato con gli anni che ho lavorato 29 anni e quindi si sono basati sugli anni che ho maturato come... Percepisce una pensione di invalidità che è anche una buona pensione? Sì, perché... circa 850 euro, 200 devo darle come mantenimento a mia figlia, quindi io resto con circa 700 euro. Con questi 700 euro cosa riesce a fare? Poco. Perché un affitto scordarselo, perché gli affitti adesso sono sui 350, 300, 350, 400, ma 350 quando va bene. E poi ci sono le bollette, ci sono le utenze, il vivere. Allora ecco che ho dovuto organizzarmi come fare. A pranzo vado dai frati a Conegliano e poi... alla sera arrivo a casa da mio padre, lì è solo per dormire, perché non voglio creargli dispiaceri, problemi, specialmente per gli anni che ne ha 90 quasi. Lei è ritornato dal papà, però c'è stato un periodo subito dopo lo sfratto, che è avvenuto pochi mesi fa, sì, che ha trovato una soluzione diversa da suo padre. Una soluzione diversa, sono stato costretto ad andare da mio padre. Però per alcune settimane dove ha dormito? Per alcune settimane ho dormito lì in zona, nella zona nei giardini dove io vivo, insomma lì vicino, che c'è molto verde, c'è molto sì, è tranquilla. Ricordiamo, poi, lei è originario, lei vive alla residenza a Pieve di Soligo in provincia sì, di Treviso. Sì, avevo, perché adesso con lo sfratto esecutivo chiaramente andrà ad annullarsi la residenza e quindi sarò senza fissa dimora in futuro, se non trovo un'altra sistemazione. Speriamo. E passiamo all'associazione. Torno da mia madre, è un titolo emblematico, vero avvocato Fortena? Non a caso è stato scelto questo nome qui per l'associazione, proprio perché spessissimo, soprattutto in questi anni qua, si verifica questa cosa del ritornare al nido, no? Di ritornare quindi alla casa dei genitori, a prescindere poi che sia il padre o la madre. Allora, bisogna partire da un dato certo, che quando ci sono le separazioni, almeno da un punto di vista economico, nessuno ci guadagna. Se poi a tutto questo andiamo a sommare quella che è la crisi che si è abbattuta in Italia in questi ultimi anni, quindi magari mancanza di posti di lavoro, comunque costi più elevati del tenore di vita e si è abbassato quant'altro, ovviamente ci si trova davanti a delle situazioni al limite, spesso ne pagano le conseguenze i padri di questa cosa qui e ci troviamo di fronte, appunto, dicevo, a queste situazioni qui, non sono rare purtroppo, con l'associazione ne stiamo seguendo diverse, in cui si sopravvive, non si riesce più nemmeno a vivere, perché un po' perché le case effettivamente, come rilevava il signore prima, sono assegnate, le case familiari intendo, sono assegnate alle madri che ci vivono dentro con i figli e i padri si trovano di fatto ad avere una situazione in cui sono aumentate le spese
e si sono dimezzate le entrate, perché prima il nucleo familiare, nel momento in cui si sfascia il nucleo familiare, nella maggior parte dei casi si dimezzano le entrate e aumentano però le spese, soprattutto per chi deve lasciare poi la casa. E non sempre con uno stipendio solo, nel caso del signore c'è la pensione, ma normalmente c'è uno stipendio, pensiamo allo stipendio base, non sempre con uno stipendio, tenuto conto anche che c'è un assegno di mantenimento per i figli, si riesce a far fronte alle esigenze quotidiane. Quindi noi, per esempio un caso emblematico che stiamo seguendo noi con l'associazione, un padre, sempre un padre, che è costretto, adesso un po' le cose sono migliorate fortunatamente per lui, però per mesi ha dormito in un letto nel capannone dell'azienda. Cioè il titolare dell'azienda gli ha dato la possibilità di usufruire di questo di capannone, lui si è messo lì con una brandina e dormiva lì. E l'ha fatto per mesi, proprio perché non riusciva, gli affitti sono alti, non aveva la possibilità di rientrare dai genitori perché non li aveva più i genitori, e adesso a fatica un po' alla volta sta venendone fuori, ma ripeto con molta fatica. Che soluzioni scelgono questi padri nel momento in cui non hanno un titolare d'azienda disponibile a dare loro una branda o non hanno appunto più si rivolgono alle associazioni generalmente, si rivolgono all'associazione per avere degli aiuti, però ecco non dimentichiamoci una cosa, che allora prima lui diceva, se non ho capito male mi corregga, che comunque all'epoca della separazione e poi probabilmente nel divorzio saranno state confermate le condizioni di separazione, comunque stava bene, non aveva gli stessi problemi che ha adesso. Allora ricordiamoci che c'è sempre la possibilità di chiedere una modifica di quelle che sono le condizioni di separazione o di divorzio, è permesso questo, tant'è che i provvedimenti che vengono adottati dal Tribunale o comunque le condizioni che vengono omologate in una separazione consensuale sono comunque, si definiscono rebus sic stantibus, cioè lo stato attuale dei fatti, che significa che se dovessero cambiare i fatti, se dovessero cambiare le condizioni che hanno portato all'adozione di quei provvedimenti lì, si può chiedere anche la modifica di quelle condizioni lì. Quindi se prima un genitore era in grado di mantenere il proprio figlio o comunque di contribuire al mantenimento del proprio figlio con un determinato importo, non è detto che lo sia ancora. Chiaro che questa cosa deve essere sempre confrontata, ci deve essere un contraddittorio con la controparte, in questo caso con la moglie, perché non è detto che anche lei possa permettersi di... È già stato, quindi avete già presentato ricorso per la modifica delle... Sì, adesso è già stato modificato in base al reddito attuale. Ho capito, vede, quindi c'è questa possibilità, perché molti si rivolgono all'associazione in maniera disperata perché dicono io prima riuscivo a dare, non so, 400-500 euro al mese, adesso è impossibile. Quindi c'è questa possibilità, c'è questo strumento giuridico che permette di andare a modificare quelle che erano le condizioni inizialmente adottate. E queste sono le difficoltà economiche che trova un padre, ma ci sono anche delle difficoltà psicologiche, soprattutto nel ritornare nuovamente a casa, che scopriremo però subito dopo una breve pausa di pubblicità assieme alla dottoressa Bononi, che lo ricordiamo è psicologa dell'associazione Torno da mia madre. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio. Come vive un padre separato con alimenti per i figli, con affitto da pagare e magari anche con uno stipendio che sta risentendo della crisi? Lo abbiamo scoperto con questa testimonianza che abbiamo in studio, è quella di Franco Corvaglia, che ha vissuto addirittura, ha passato qualche notte su una panchina e adesso è ritornato da suo padre, è ritornato dai genitori, e a rappresentare questa, tra virgolette, consentitemi, categoria di padri, ma non solo, ma anche madri separate, abbiamo qui l'associazione Torno da mia madre. E abbiamo parlato a livello giuridico, abbiamo sentito l'avvocato Fortin di quali sono le problematiche, almeno sotto il profilo economico. Sentiamo invece quali sono le difficoltà che ha una persona, soprattutto sotto il profilo psicologico, quando è costretto a ritornare indietro negli anni e chiedere aiuto ai propri genitori. Lo facciamo attraverso la dottoressa Barbara Bononi dell'associazione appunto Torno da mia madre. Quali sono le difficoltà, dottoressa? Le difficoltà sono a 360 gradi, nel senso che si assiste completamente ad una perdita di ruolo e ad una perdita di tutti quelli che sono i punti di riferimento della persona. Nel caso specifico che abbiamo conosciuto qui oggi in studio c'è oltretutto anche la perdita del lavoro,
che diventa importante, c'è la perdita del ruolo di padre, del ruolo di marito, e si deve per forza riassumere quella che è una figura e un ruolo che si era estinto in maniera adeguata, che è quello di figlio. Nel momento in cui una persona diventa maturo sia dal punto di vista emotivo sia dal punto di vista biologico, è pronto per mettere in piedi quella che è la propria storia di vita. Tornare indietro significa rinunciare a questa conquista. Tornare indietro significa ritornare a degli schemi che erano tipici di un'età adolescenziale o giovane adulta, e quindi con probabili anche difficoltà dal punto di vista proprio del legame genitori-figli. I genitori automaticamente si sentono come ripresi in una condizione anche di controllo, se si vuole, sotto certi punti di vista, tornano a fare i genitori ad una persona che paradossalmente è genitore. E quindi c'è uno scontro importante della quotidianità che si viene a tradurre in: non sei arrivato in tempo per pranzo, ma io sono un uomo adulto di 45 anni, cioè potrò anche decidere di saltarlo il pranzo, ma io ho cucinato per te. Queste sono ad esempio delle recriminazioni che possono avvenire all'interno di una famiglia a cui si assiste al rientro del padre piuttosto che della madre, che ha difficoltà con la propria storia familiare. E poi dopo c'è un grossissimo problema legato ai figli della coppia che è scoppiata, e quando vanno a trovare il papà, molto spesso il papà torna a dormire nella cameretta che aveva da ragazzo. Poi sicuramente viene adeguata e adattata, però anche quello è un aspetto importante dal punto di vista del disagio, e a volte diventa anche un aspetto di tipo recriminatorio che l'altro genitore fa nei confronti di questo genitore. Non sei neanche in grado di avere uno spazio adeguato per avere in visita tuo figlio, tua figlia. Quindi diventa tutto amplificato, da qualsiasi punto di vista la vogliamo considerare. Ci si sente umiliati? Probabilmente la persona vive anche sentimenti di umiliazione e di vergogna che vive in prima persona, e per quanto si possa rassicurare che è normale un aspetto di questo tipo, è difficile poi dopo che questa persona riesca ad affrontarli da solo. Quindi tante volte vengono messi in atto quelle che possono essere delle consulenze, sedute di counseling, o comunque anche confronto con persone che hanno già affrontato questo tipo di problema e che l'hanno in qualche modo superato, e che si attivano per dare dei consigli anche dal punto di vista pratico. Perché poi una delle recriminazioni che fanno è: mentre, passatemi il termine, all'avvocato è un aspetto tecnico, ma lei non lo sa quello che stiamo vivendo noi, a lei viene raccontato, a lei viene sentito dire, e quindi si è creato anche questa possibilità di creare un gruppo di confronto che possa poi dopo dare... Attraverso questa Esatto. associazione, ricordiamo il nome, Torno da mia madre, che è questa associazione che troviamo in Veneto, vero? La sede è esattamente, Avvocato Fardina. In Italia abbiamo appunto il sito www.tornodamiamadre.it e anche la pagina Facebook. All'interno del sito si possono trovare anche i recapiti telefonici ai quali rivolgersi per ricevere assistenza, per ricevere aiuto. Ecco, forse magari, se me lo permette, certo, proprio spendere due parole sull'associazione, certo, visto per spiegare un attimino, certo, di cosa si occupa. L'intento dell'associazione è offrire comunque un aiuto, un servizio a 360 gradi, qua mi ricollego a quello che stava dicendo la dottoressa Bononi, perché spesso non sono solo problemi legali legati a una separazione o a un divorzio, ma anche problemi proprio di carattere pratico. Quindi chi va ad affrontare una separazione si trova ad avere spesso il problema anche di un trasloco, di un banalissimo trasloco, perché deve comunque cambiare una casa. Quindi l'associazione cosa fa? Dà un supporto di tipo innanzitutto legale, per carità, un supporto di tipo psicologico, soprattutto nell'interesse dei minori ove ce ne siano, ma un supporto anche di tipo pratico. Quindi ad esempio abbiamo delle agenzie immobiliari che collaborano con noi, perché magari c'è bisogno di trovare un'altra casa in affitto piuttosto che acquistarla, oppure ci sono delle banche che collaborano sempre con noi per la concessione di mutui in qualche modo agevolati. Insomma, ripeto, si cerca, l'intento è quello di dare un aiuto a 360 gradi, perché il più delle volte chi attraversa questo periodo è del tutto disorientato, cioè non sa come muoversi, è una cosa nuova, quindi dice adesso cosa faccio?
perde il ruolo, come stava dicendo la dottoressa prima, e si trova impreparato davanti a una situazione nuova, è normale che sia così. Quindi l'intento, ripeto, dell'associazione è quello di venire incontro e di dare un aiuto e di aiutare a percorrere questa strada. Non solo con i padri, anche con le madri e anche con chi non è sposato, perché ricordiamoci che in presenza di minori comunque bisogna regolamentare anche quelli che sono gli aspetti legati al diritto di visita e al diritto di mantenimento dei minori anche nel caso di convivenze moro uxorio, quindi convivenze di fatto. Torniamo al nostro Franco. Prima di entrare in studio lei mi stava dicendo ho 51 anni e mi sento di dover ricominciare la mia vita da capo. Sì. Così, e adesso in queste situazioni qua non penso che sia molto facile rifare, cioè, è come partire da capo, ma nelle condizioni di salute che ho adesso è ancora più difficile, perché con 5 interventi alla schiena, con le viti nelle vertebre, con il busto che porto quasi tutti i giorni, non è facile, e per di più anche con la pensione ridotta che mi trovo, no? E adesso cosa faccio? Dici dove vai adesso? Allora devi... E che ha avuto anche la fortuna di trovare una compagna, quindi un'amicizia, sì, ormai da parecchi anni, da 15 anni. Sì, da tanti anni, e fra virgolette volevo precisare... Compagna dalla quale ha dovuto dividersi, perché nel frattempo a proposito di vicissitudini della vita, esatto, la sua compagna... È stata sistemata provvisoriamente in una casetta del comune, di proprietà del comune, insieme con una signora che è anche lei disoccupata come la mia compagna, però io non posso accedere in questa casa se non per visita, così ogni tanto per fare visita, però non posso vivere in questa casa perché intanto perché io ho una pensione e devo arrangiarmi. La sua compagna invece ha perso completamente il lavoro? Ha perso completamente il lavoro, sì, ha perso completamente il lavoro e quindi non ha proprio niente. E volevo precisare anche un piccolo particolare, che la mia compagna nel mio penultimo intervento ha perso, era contratto a tempo determinato, ha perso il lavoro per me, per starmi dietro, perché io sono stato 3 mesi circa a letto bloccato. Cioè proprio se non avevo lei non potevo assolutamente venirne fuori da questa situazione. Quindi per merito suo, che mi ha aiutato, mi ha assistito, lei ha dovuto diciamo, accudire me e quindi ha perso il lavoro 4 anni fa però questo. Poi mentre voi avevate comunque vissuto una bella vita insieme negli ultimi 15 anni, perché normale, la sua compagna lavorava, lei bene o male riusciva, mettendo insieme diciamo, i 2 introiti, anche ad avere una casa in affitto. Poi è arrivato un certo momento che la sua compagna ha perso il lavoro completamente e lì sono iniziati diciamo, i problemi grandi, perché se l'affitto non puoi più pagarlo, poi ci sono, oltre all'affitto sono anche le utenze e sono molto costose, e il vivere, allora gli alimenti di sua figlia, gli alimenti e tutto quello che va dietro. Allora, dopo lì hanno iniziato con bloccarsi le utenze domestiche, ci si illuminava con la lampada a petrolio, con le candele, i viveri della Caritas, e dopodiché quando c'è stato lo sfratto esecutivo lei da una parte e io dall'altra, e quindi lei, cioè, ho preferito che sia stata lei ad andare sotto un tetto piuttosto che io, perché io bene o male dico un panino lo trovo, lei no. Allora mi sono sacrificato, ho detto beh, vai tu in questa sistemazione che il comune ti può dare e io mi arrangerò, però adesso ci si trova divisi. Cioè, quindi quel supporto, quella persona che poteva darle una mano in questo momento le manca? Sì, perché non vedo una soluzione. Sì, il comune ha fatto, diciamo che ha trovato una soluzione buona, però fino a un certo punto, perché succede che lei è sistemata, io no. Torno a ripetere, la speranza è che la sua compagna riesca anche a trovare un'occupazione. Che tipo di lavoro qualsiasi lavoro cerca? Finora che tipo di professionalità ha avuto? Sul settore legno, e anche come badante, assistenza a persone malate, anziane, e anche addirittura con problemi
Deambulazione? Sì, di persone che non sono più abili al 100%, ecco, disabili. Quindi avrebbe anche una certa esperienza sotto questo profilo. Non si sa mai, magari riusciamo in qualche modo a lanciare l'appello. Speriamo. Avvocato Fortin, lei diceva giustamente, quando comunque ci sono delle difficoltà che vengono a crearsi, si può ritrattare quanto stabilito dal giudice. Più che ritrattare, non è il termine corretto, è modificare, cioè chiedere una modifica di quelle che sono le condizioni, assolutamente sì. Il signor Franco potrebbe farlo, secondo lei? Ha già detto che l'ha fatto, l'ha fatto in passato, però evidentemente non è ancora sufficiente. A parte che la figlia è grande, giusto? 19 anni, quindi diciamo che sì, forse ancora per qualche anno, ma dopo si spera che diventi economicamente autosufficiente, che quindi lui non sia più tenuto a versarle. E se i figli non riuscissero a trovare un lavoro, come a noi succede, cosa deve fare guardi, il signor Franco e i tanti padri che si trovano nella sua condizione? Anche qui dipende, è caso per caso in realtà, no? Perché i giudici hanno affrontato e affrontano moltissime volte questa problematica qui, perché se da un lato è vero che non è col raggiungimento della maggiore età che si diventa economicamente autosufficienti, soprattutto in questi anni in cui magari i ragazzi studiano, quindi magari scelgono la strada universitaria, quindi la laurea comunque comporta altri anni che devono essere spesi nello studio piuttosto che nel lavoro, più mettiamoci la difficoltà nel trovare un'occupazione soprattutto dei giovani in questi periodi, quindi dicevo automaticamente non è che col compimento dei 18 anni si diventi economicamente autosufficienti, quindi i genitori entrambi sono tenuti al mantenimento dei figli fin tanto che questi non possono avviarsi nella loro strada, però attenzione, devono essere messi nelle condizioni di potenzialmente trovare un'occupazione. Cosa significa? Che non è che se uno decide, siccome mi vengo mantenuto dal papà o dalla mamma, resto in poltrona tutto il giorno a girarmi i pollici fino a 40 anni, no, non funziona così. Quando il genitore ha fatto di tutto per comunque dargli gli strumenti per poter... di tutto si intende dargli la possibilità di studiare. Esattamente, o magari c'erano dei casi che venivano portati dalla Corte di Cassazione in cui il genitore addirittura aveva trovato l'impiego al figlio, un posto in banca, addirittura mi ricordo una sentenza letta di recente, e il figlio si è rifiutato perché lui doveva fare troppi chilometri per spostarsi e quindi non gli andava di andare a lavorare in banca. In quel caso là chiaramente qualsiasi giudice direbbe no, adesso ti rimbocchi le maniche e vai a lavorare anche tu. Quindi questo cosa voglio dire con questa cosa qui? Che bisogna poi analizzare caso per caso, bisogna andare a vedere, adesso io non so la figlia se sta continuando a studiare. Università. Ecco, quindi se la metta via che ancora per qualche anno, se continuerà gli studi comunque un qualcosa le dovrà dare. Si spera che finita l'università riesca a trovare velocemente un lavoro. Al momento in cui la figlia riuscirà a mantenersi da sola, il padre non è più tenuto a darle il mantenimento. Bene, noi ringraziamo l'avvocato Sabrina Fortin, ringraziamo la psicologa, la dottoressa Barbara Bononi, ricordiamo l'indirizzo, lo state vedendo, l'indirizzo del loro sito tornodamiamadre.it, www.tornodamiamadre.it, lì naturalmente potete trovare i numeri di telefono, i numeri di cellulare per mettervi in contatto velocemente con l'associazione. Ringraziamo Franco Corbaglia, al quale facciamo tanti auguri. Grazie. Tanti auguri innanzitutto per la sua salute e anche che lei riesca nuovamente a stare insieme con la propria compagna e a ritrovare la propria vita di coppia. Grazie per essere stati con noi. Storie di famiglia quindi si ferma per una breve pausa di pubblicità e poi torneremo in studio per parlare di bimbi abbandonati. A tra poco.
L'adozione è una cosa meravigliosa, è il titolo di questa nostra seconda parte di Storie di famiglia e di quanto sia meraviglioso adottare un bambino, dare loro tanto amore. Ne parleremo questa sera con l'aiuto della famiglia Cecchetti di Maerne, che ringrazio Massimo Cecchetti, ringrazio Maria Luisa Fattore, buonasera per essere qui con noi. E lo faremo anche con l'aiuto di questa associazione Amici dei Bambini, l'AIBI, che ha sede un po' in tutto il mondo, ha parecchie sedi soprattutto qui nel nostro territorio nazionale, e ce n'è una qui a Venezia, in Veneto, rappresentata questa sera da Alice Paolin. Buonasera Alice. Buonasera. Allora, partiamo come vuole la nostra trasmissione dalla storia, questa storia di adozione che ci viene dalla famiglia Cecchetti di Maerne. Partiamo da Massimo, dal papà. Buonasera Massimo. Buonasera. Voi avete 3 figli adesso, vero? Lei e Maria Luisa. Certo. E una storia che è partita alcuni anni fa, quando voi vi siete sposati. Sì. E cosa è successo? Niente, trascorsi 2 o 3 anni dal matrimonio, chiaramente il nostro desiderio, il sogno era quello di avere una famiglia, tra le altre cose, numerosa, ecco, non arrivando figli in modo, diciamo, spontaneo, anzi direi che abbiamo saputo la vigilia di Natale del 1993 della nostra impossibilità di aver figli, e abbiamo aspettato dopo l'Epifania per poter depositare subito la domanda di adozione presso il Tribunale dei Minori di Venezia, in quanto questo sogno di poter accogliere un bambino c'era già nel nostro cuore di fidanzati ancora prima di sposarci. Insomma, quando abbiamo avuto questa opportunità l'abbiamo subito realizzata. Quindi era un'idea che voi avevate nel cuore, Maria Luisa, anche se ne aveste avuti in maniera naturale? Sì, questo sicuramente sì, infatti ancora da fidanzati ci eravamo proprio informati sull'iter adottivo, sicuramente sarebbe stata una cosa che avremmo realizzato. Non magari 3 figli in adozione, se ne fossero arrivati naturalmente chiaramente questo numero sarebbe stato limitato, però così è stato veramente un percorso meraviglioso, cioè adesso che lo guardiamo a ritroso, cioè davvero è stato un cammino che ci ha portato a raggiungere delle vette veramente alte, perché l'adozione è proprio così, cioè parti con un'idea dove tu vuoi realizzare qualcosa, ma in realtà questi figli, che sono un grandissimo dono, poi ti fanno capire un mondo che si apre dietro di loro, che è davvero bisognevole di tutto, e che dove noi possiamo colmare il vuoto solo attraverso l'accoglienza. C'è stata una bellissima cosa che lei, Massimo, mi ha detto quando ci siamo sentiti qualche giorno fa per telefono. Adottare un figlio non significa che io adotto un figlio per me e mia moglie, ma sono io che devo dare amore a questo figlio e dare a lui una casa, a dare una famiglia. Certo, c'è anche di più, diciamo che al di là di questa scoperta che chiaramente prima si traduce in iter burocratici, si parte dall'idea di avere un bambino, ecco. E il decreto di idoneità parla di un minore, in realtà noi andiamo ad accogliere un figlio, e il bello è che dopo aver accolto un figlio ti accorgi che tanti altri figli restano in quei paesi dove chiaramente c'è carenza di famiglie accoglienti, e quindi da qui nasce poi anche un impegno per preoccuparsi e occuparsi direttamente o indirettamente degli altri figli lasciati lì. Ma ne parleremo certo. Dopo, assieme alla nostra Alice Paolin dell'AIBI. Continuiamo la vostra storia. Voi nel 93, anzi nel 94, quindi subito dopo l'Epifania, vi siete rivolti all'associazione, all'AIBI? No, prima al Tribunale per i minorenni per ottenere l'idoneità, perché chiaramente quello era un vincolo di legge. Dopodiché ci siamo preoccupati di trovare appunto il tramite per poter adottare. A quegli anni, per la prima adozione quantomeno, non c'era un vincolo preciso di poterci o doverci affidare un ente autorizzato, cosa che attualmente la legge prevede, però proprio per una tranquillità di accogliere un bambino effettivamente in stato di abbandono, avere questo tipo di garanzia, perché chiaramente il nostro non era un desiderio
egoistico, ma fare in modo che un bambino potesse avere una famiglia ma che effettivamente appunto non l'avesse. Ci siamo affidati a un ente autorizzato che era allora riconosciuto dallo Stato comunque, mentre c'era la possibilità di andare liberamente anche senza questo tipo di ausilio. E abbiamo fatto un corso di formazione che è durato un weekend, anche molto impegnativo perché allora eravamo molto giovani e i sogni chiaramente erano di un bambino piccolo, come naturalmente mai una famiglia si aspetta, però in quel weekend ci hanno proprio stravolto gli orizzonti, appunto allora i corsi si tenevano a Milano e abbiamo fatto il ritorno da Milano a Mestre, allora abitavamo a Mestre, e praticamente senza parlare perché appunto dovevamo un po' metabolizzare quello che c'era stato prospettato, che era quello di accogliere un bambino in età prescolare, un bambino che poteva venire da qualsiasi paese, perché per Amici dei Bambini con un bambino è tale sia che io in Russia o nell'estremo oriente, per cui di lì a pochi giorni abbiamo appunto confermato la nostra disponibilità a intraprendere il percorso adottivo e una volta preparati i documenti di rito è iniziato il periodo dell'attesa. Chiedo a Maria Luisa, la blocco un attimo, certo. Massimo, quali sono state le perplessità? Quindi voi ci avete pensato qualche giorno, qual era la cosa, Maria Luisa, che più l'ha fatta riflettere in quei giorni prima di dare l'ok per l'adozione? Allora, diciamo che inizialmente proprio io ero partita dall'idea di un bambino molto piccolo, neonato, cioè avevo sotto i 30 anni, per cui mi sembrava che abbracciare un bambino veramente piccolo fosse realizzare un sogno, e quindi il fatto che loro avessero chiesto la disponibilità ad un bambino da 0 a 6 anni mi aveva creato così qualche dubbio, perché chiaramente era alzare un paletto che in quel momento non mi sentivo ancora di avere. E poi un altro dubbio riguardava il colore della pelle, nel senso che noi abitavamo in una realtà molto piccola, per cui insomma avevo paura dell'accoglienza, dell'inserimento a scuola, dell'integrazione, cioè allora insomma era ancora il 94, per cui tanta strada è stata fatta dopo, perciò ecco erano i dubbi così che ci avevano assalito, che ci preoccupavano, cosa che poi è venuta meno, nel senso che riflettendo dopo questo weekend di formazione veramente ci siamo posti la domanda, e in questo senso il percorso adottivo fa cambiare molto rispetto a quelli che sono i sogni iniziali, perché ci siamo detti chi fossimo stati noi per poter scegliere un bambino, e quindi si è aperto questa idea, insomma, che se fossimo davvero stati pronti all'accoglienza avremmo dovuto accogliere qualsiasi bambino che in quel momento avrebbe bussato alla nostra porta. E così abbiamo deciso, insomma, di continuare il percorso con Amici dei Bambini. Quindi un genitore non deve avere la pretesa di scegliere, bensì di essere scelto. Certo. Passiamo alla nostra Alice Paolini, che è referente dell'AIBI del Veneto. Lei è molto giovane. Nel 94 probabilmente non aveva seguito Massimo e Maria Luisa. Loro hanno avuto, c'erano delle differenze quando hanno adottato, abbiamo visto Marisol, Cintia e Artiom, che sono appunto i 3 figli di Massimo e Maria Luisa. Loro hanno incontrato appunto Cintia e Marisol ancora nel 1996, quindi tanti anni fa. I tempi sono cambiati, avevano paura di qualche pregiudizio per il colore della pelle, ci stava dicendo Maria Luisa. Ci sono ancora queste preoccupazioni da parte dei genitori? Sì, ci sono ancora. Perché l'inserimento dei figli oggi nella nostra società comunque comporta di affacciarsi ad una società che ha ancora dei pregiudizi sul colore della pelle. È triste dirlo questo, sì. Però. Sì, è molto triste, però il nostro scopo in associazione è quello di far vedere alle famiglie che l'accoglienza di un bambino che abbia gli occhi a mandorla, che abbia i ricciolini e la pelle nera o che
sia bianco di pelle, davvero con i tratti somatici russi, non è un scegliere il figlio, ma è rendersi disponibile ad un bambino in stato di abbandono. Poi è l'associazione che aiuterà la famiglia a realizzare il proprio sogno. Oggi, a differenza di quando Massimo e Maria Luisa si sono avvicinati all'adozione, ci sono invece tanti paletti che vengono messi invece da chi segue l'iter adottivo il passaggio precedente, quindi i servizi sociali, il tribunale per i minorenni, e quindi il nostro scopo è quello di promuovere ulteriormente. Cioè i servizi sociali e il tribunale cos'è che verificano? Devono andare a fare uno studio approfondito sulla reale capacità di accoglienza della famiglia, però vediamo che c'è più un'idea di selezione delle famiglie, invece di un accompagnamento all'adozione, due persone che credono di poter dare amore ad un bambino e si sentono genitori di un figlio non loro, già sono genitori adottivi, devono solo essere accompagnati a conoscere i bisogni di questi bambini che hanno subito l'abbandono e che devono essere accompagnati a diventare figli. E questa è la vostra funzione? Esatto, questo è il ruolo della nostra associazione, aiutare i genitori a comprendere che la genitorialità non è solo un bisogno degli adulti, ma è proprio un mettersi a disposizione del bambino che ha il diritto di essere figlio. Un po' come hanno fatto, abbiamo detto, Massimo e la nostra Maria Luisa. Voi vi siete rivolti all'AIBI nel 1996? Sì, certo. Sì. Sì. Siete partiti dall'AIBI, l'avete conosciuta, quindi fatto anche voi il vostro percorso di studenti, adesso siete diventati degli insegnanti, sbaglio? No, dice correttamente, nel senso che subito quando siamo rientrati dalla prima adozione, poi ce n'è stata una seconda, e siamo stati coinvolti in attività di servizio all'interno, diciamo, dell'associazione, anche nel campo della formazione, perché Amici Bambini, non l'abbiamo detto prima, è un'associazione che è stata fondata da famiglie adottive e tuttora è governata, passatemi il termine, proprio da famiglie, quindi tutti i percorsi che sono studiati di accompagnamento, tutti gli interventi fatti anche da personale professionista, perché chiaramente questo è indispensabile, e tiene conto proprio dell'indirizzo delle famiglie. E la scelta poi di AIBI, non l'ho detto prima, è stata molto motivata dal fatto che durante quei weekend di formazione, che è un po' quello che proponiamo anche adesso nei contenuti. Che avete fatto anche di recente, no? Certo, sì. Che teniamo noi come, ha detto lei, tra virgolette, insegnanti, e ci ha colpito quella volta che fatalità c'era in sede il fondatore, il presidente attuale, anche Marco Griffini, che a un certo punto è entrato in aula, ha aperto una finestra e ha detto: li sentite? E noi abbiamo detto: ma cosa dice questo qui? No? In realtà lo sentite il grido dei bambini abbandonati? È un grido sordo, però c'è. Questi sono messaggi chiaramente che ti colpiscono veramente il cuore. Qual è stata la vostra reazione, Massimo? Pensare ai nostri ipotetici figli, ecco, perché eravamo ancora in aula, non eravamo ancora... Maria Luisa, non avevate ancora Marisol e Cinzia all'epoca? No, e sono state proprio queste le parole che poi ci hanno fatto cambiare idea su quello che erano le aspettative iniziali. Cioè proprio io mi sento veramente con il cuore vicino a tutte quelle famiglie che vogliono approcciarsi a questo cammino, perché davvero, cioè, se ci si lascia accompagnare, come diceva Alice prima, si scoprono degli orizzonti che inizialmente non si riescono a vedere, perché forse si è chiusi dentro la propria sterilità tante volte, cioè dentro il proprio modo e la propria convinzione che ti sia stato portato via qualcosa, mentre non è così. Cioè, quindi non diciamo no a priori, non creiamoci dei pregiudizi, lasciamoci, come dice appunto Alice, lasciamoci accompagnare, e voi ne siete la testimonianza. Certo, questo sicuramente. Ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità e poi quando torneremo vi mostreremo dei video molto particolari, video che sono stati registrati in alcune zone dove questi bambini vengono abbandonati,
bambini che hanno bisogno chiaramente e evidentemente li vedremo appunto in queste immagini dell'amore di un papà e di una mamma. Tra poco. Benvenuti a Goma, una città della Repubblica Democratica del Congo che da molti anni si trova al centro di un conflitto senza fine. Amici dei bambini a Goma lavora in difesa dei minori abbandonati e dei bambini profughi di guerra ospitati al centro FED, un orfanotrofio sovraffollato fatiscente e in supporto alle famiglie che abitano i villaggi limitrofi. Il progetto Nati sotto un cavolo si struttura su due tipologie d'azione, parallele e complementari. Il primo intervento ha l'obiettivo di contrastare l'emergenza alimentare che riguarda i 160 bambini ospiti dell'istituto. Il centro si trova in un quartiere povero della città e dispone di solo 58 posti letto. I bambini dormono per terra, su teli di nylon, non hanno servizi igienici, la cucina è all'aperto ed è composta da un contenitore per le braci e qualche pentola. Il cibo è pochissimo e di gran lunga inadeguato ai bisogni nutrizionali dell'età evolutiva. Per questo la maggior parte dei bambini versa in uno stato di malnutrizione che li rende facili vittime di malattie, spesso letali. Parallelamente all'intervento di emergenza, il progetto ne prevede uno di sviluppo, rivolto ai villaggi limitrofi. L'obiettivo è quello di rendere le comunità locali autosufficienti dal punto di vista alimentare ed economico, attraverso la realizzazione di un sistema di orti coltivati direttamente dalle famiglie. Acquisteremo strumenti e sementi, provvederemo a dare un'adeguata formazione alle famiglie e le supporteremo nella creazione di un sistema di cooperative che producano e vendano prodotti agricoli, per garantire la sostenibilità del progetto. Le cooperative si occuperanno anche della formazione professionale dei giovani in uscita dall'orfanotrofio e delle mamme sole, in modo tale da dare loro l'opportunità di riscattarsi con le proprie forze. Il progetto Nati sotto un cavolo vuole fare proprio questo: restituire a chi è venuto al mondo in un contesto difficile, a chi ha vissuto l'abbandono, a chi è cresciuto nella guerra e nel dolore, il diritto ad un futuro sano, autonomo e protetto dall'amore di una famiglia. Ecco, questo video è un video che è stato realizzato, come avete visto nella cartina geografica, in Congo e che ben fa capire che AIBI, oltre ad aiutare le famiglie nel percorso per l'adozione, vuole prevenire l'abbandono di questi bambini che poi vengono adottati, vero Massimo? Certo. Come avete fatto voi? Sì. Diciamo che abbiamo visto il Congo, però ecco, non è che magari che nei paesi europei le situazioni sono diverse, nel senso che chiaramente sono bambini, parlo di quelli che vengono nati in adozione, quindi abbandonati, che comunque hanno subito il trauma dell'abbandono, il trauma che noi genitori ci portiamo a casa e cerchiamo di far sì che lo possano superare, ma chiaramente la cicatrice rimarrà, ecco, perché chiaramente il fatto di essere stati senza un papà e una mamma per un periodo della loro vita più o meno lungo è comunque un qualcosa che li segnerà per tutta la vita, ecco. È stato difficile, Maria Luisa, i primi anni di vita in famiglia? Beh, non si può parlare di un percorso semplice, perché secondo me non sarebbe dire la verità. È un percorso in cui però bisogna inginocchiarci davanti ai nostri figli, questo sì, cioè bisogna mettersi alla loro altezza, cioè bisogna proprio accompagnarli lungo un cammino che non è facile neanche per loro, perché devono cambiare paese, devono conoscere una famiglia nuova, devono sentirsi sicuri di essere protetti, amati. Cioè, ricordiamoci, come diceva Massimo prima, che sono bambini che hanno subito un grandissimo tradimento, è il tradimento di chi avrebbe dovuto amarli,
e che non c'è più. E quindi noi abbiamo questo grande compito di restituire loro quello che è stato tolto. Alice, abbiamo visto che l'AIBI segue i genitori per il percorso adottivo, ma previene soprattutto l'abbandono. Questa è una delle tante funzioni di Amici dei Bambini. Esatto, in Italia ci sono moltissime sedi e la nostra idea è proprio di avere una sede in ogni regione per essere il più vicino possibile alle famiglie, per accompagnarle e far conoscere la realtà del mondo delle adozioni e far conoscere quanto è meravigliosa l'adozione. Però una grandissima parte del nostro lavoro è quella che viene fatta nei paesi d'origine dei bambini. Questo video che abbiamo visto prima è stato girato da uno dei nostri operatori. In ogni paese in cui AIBI è presente portiamo avanti dei progetti di cooperazione tutti improntati sulla prevenzione dell'abbandono. Se pensiamo che una delle motivazioni maggiori di abbandono è la povertà, quando una madre è così disperata di non poter avere le forze, gli strumenti per continuare ad amare il proprio figlio e dargli un futuro, ed è costretta ad abbandonarlo, ecco, qui credo che la società civile debba interrogarsi sul mondo che stiamo vivendo. Ma questi bambini dove vengono abbandonati? Anche in questo caso, ad esempio, in Congo, dove vengono lasciati? Per strada? In molte occasioni sì, ci sono situazioni di abbandono presso strutture protette, oppure gli operatori dei servizi sociali, ma anche della nostra associazione, si prendono cura di famiglie che non vogliono abbandonare i propri figli e cercano di aiutarli a risolvere la loro situazione. Voi lo fate, mi scusi, con che aiuto economico? Mi viene spontaneo chiederlo, in modo tale che magari possiamo anche cercare in un certo qual modo di aiutarvi. Abbiamo sempre bisogno di persone che sostengano le nostre attività, che credano nella forza della nostra associazione, e quindi con il sostegno a distanza. C'è il progetto c'è Fame di Mamma, che richiede proprio un continuo aiuto anche economico nei paesi in cui portiamo avanti questi progetti, per sostenere i nuclei familiari e fare in modo che non siano costretti ad abbandonare i loro figli. Davvero serve poco per evitare questo tipo di abbandono. Poi ovvio ci sono altre cause di abbandono, e quindi la nostra associazione vuole promuovere strutture adeguate ai bambini, quindi non le comunità, gli istituti, ma l'affido familiare. Quindi anche in questo cerchiamo di rendere l'accoglienza il più a misura di bambino possibile, che i bimbi non siano costretti a vivere in 130 su delle stuoie, ma che siano accolti dal calore di operatori, perché lì sono delle madri sostitute che sono pronti ad accogliere temporaneamente i bambini. Nel frattempo si sta cercando la soluzione migliore per questi bimbi. Quindi creare loro un trauma meno impegnativo possibile. Esatto, nel frattempo trovare le famiglie che possano accogliere come figlio definitivamente questo bambino. Come hanno fatto Massimo e Maria Luisa, prima con Marisol e Cinzia nel 1996, una bella esperienza, queste due ragazze bellissime che ormai hanno 20... Adesso ragazze. Adesso ragazze, ecco, le vediamo quando erano piccine, bellissime, bellissime da piccole ma bellissime anche da grandi. È arrivato, voi poi avete deciso, avete continuato con questo vostro sogno di famiglia molto ampio, vero Maria diciamo Luisa? Che anche quando siamo saliti in aereo per tornare dall'Ecuador ci siamo guardati, abbiamo guardato le nostre figlie e ci siamo detti, beh, forse almeno un altro ce la facciamo. Poi abbiamo lasciato... c'era già appena... Sì, poi abbiamo lasciato passare un po' di anni, perché chiaramente anche Marisol e Cinzia avevano bisogno di un tempo dedicato a loro e di avere due genitori a tempo pieno per loro, e quindi ci siamo riaperti all'accoglienza, questa volta chiedendo
anche a loro la disponibilità di aprirsi, e il loro cuore è stato grande, quindi nel 2004 è arrivato il nostro terzo figlio, un bambino di 6 anni e 4 mesi che arriva dalla Moldavia. Bello, anche lui, ecco, lo vediamo il giorno della comunione, sbaglio? No. Sì, sì, è il giorno della prima comunione. E qua lo vediamo bello cresciuto. E qua è cresciuto, adesso è bello. Ha superato grande. Anche la mamma, Maria Luisa? Sì, sì, sì. Ampiamente, ampiamente, sì. Bene, noi ci fermiamo per un'altra brevissima pausa di pubblicità. Tra poco con l'ultima parte di Storie di famiglia e con questa adozione, l'adozione che è una cosa meravigliosa. A tra poco. Hai mai provato la sensazione di essere abbandonato? Te la ricordi? Adesso immagina di provarla per tutta la vita e che nessuno ti stia cercando. È quello che provano 168 milioni di bambini abbandonati. Non lasciamoli soli. Ecco, su questo fondamento l'AIBI ha portato avanti il suo progetto, il progetto di accoglienza dei bambini abbandonati, bambini che nei primi anni di vita possono subire queste violenze, la violenza dell'abbandono, difficili poi da superare negli anni. Lo chiediamo a Maria Luisa e a Massimo, questi due straordinari genitori che sono diventati una grande famiglia grazie a Marisol, a Cintia e ad Artyom. Abbiamo visto questo video, Maria Luisa. È difficile, cioè, per i ragazzi, una volta entrati a far parte della vostra famiglia, certi sintomi che sono stati vissuti precedentemente, si riesce a superarli? Si riesce ad andare oltre? Cioè, si riesce ad andare oltre con tanta pazienza, con tanto amore e con tanta disponibilità da parte dei genitori. Loro hanno questa cicatrice che continuano a portarsi dentro e che ha lasciato il segno, nel senso che sono ragazzi che hanno delle fragilità più grandi rispetto a quelle che possono avere dei loro coetanei, questo sicuramente sì. Fa parte del loro vissuto la paura di un tradimento, di un nuovo tradimento, e quindi, cioè, da parte nostra c'è stata proprio la volontà di far loro capire quanto siano stati invece fortunati a vincere quella che noi definiamo proprio una grande lotteria della vita rispetto a quello che hanno vissuto, a quello che vivono tutti quei bambini che sono rimasti nei paesi d'origine. Questo non perché abbiano trovato una famiglia migliore, ma perché hanno avuto la possibilità di sperimentare nella vita l'amore, cosa che effettivamente determina un passaggio grande nella vita di ognuno di noi, cioè la possibilità di avere una propria identità e di poter crescere. Quindi noi chiediamo anche ai ragazzi di farsi testimoni della bellezza dell'adozione. E lo stanno facendo, certo, attraverso AIBI Giovani, questa associazione che sta nascendo proprio in queste settimane, vero Massimo? No, a dire il vero è partito il progetto, è partito 4 anni fa. Beh, insomma, non è proprio così recente. Un po' diciamo, alla buona, nel senso che è stato fatto un lavoro con i ragazzi più grandi, quindi ragazzi adottati più grandi, e si è partiti un po' da approfondire la storia di Mosè come personaggio mitico, se vogliamo così, adottato, e anche ponendo loro un questionario che è stato preparato appunto dalle psicologhe della nostra associazione, e c'erano alcune domande, e la prima cosa che è uscita, proprio parlando, una diceva appunto: ma sapete che i vostri genitori hanno dovuto pagare per l'adozione internazionale? Ecco, loro sono usciti con lo slogan: noi non abbiamo prezzo. Okay. Bello. E poi è stato proprio puntualizzato come l'adozione per loro sia un atto di giustizia, e un paese civile, ecco, dovrebbe chiaramente favorire questo atto di giustizia,
di fronte ai propri cittadini e soprattutto ai bambini che hanno bisogno. Da qui è nato tutto un percorso di approfondimento, sono stati coinvolti anche i ragazzi non adottati, magari compagni di classe o compagni della parrocchia, e sono stati formati dei gruppi regionali, un po' come facciamo noi adulti. Ecco, stiamo vedendo proprio delle foto, esatto. Massimo, Maria Luisa, Alice, ce le commentate voi? Queste sono foto? Il sabato e domenica scorsa abbiamo fatto un incontro al Cavallino con famiglie adottive e coppie in attesa di adozione, perché chiaramente l'accompagnamento lo facciamo da famiglia a famiglia, e i nostri ragazzi sono stati impegnati nell'animazione dei più piccoli durante i lavori di gruppo. Ecco. Il tema dell'adozione è una cosa meravigliosa, e sono impegnati appunto in attività di servizio, ma anche alcuni di loro, quelli che se la sentono, vanno nelle scuole proprio a parlare dell'adozione. E queste AIBI ragazzi? Certo. Quindi diventano un po' il testimonial. Certo, perché noi possiamo anche raccontare che l'adozione è una cosa meravigliosa, come appunto il titolo della trasmissione. Ecco, però se lo dicono loro i ragazzi, probabilmente sicuramente più d'effetto. Esatto. Ci sono tante altre iniziative che l'AIBI sta portando avanti, anche per raccogliere fondi proprio per aiutare, come abbiamo visto le immagini del video, di quel toccante video del Congo, per aiutare questi ragazzi a vivere nel loro ambiente e a portare quindi un'eventuale adozione solamente al limite. Quali altre iniziative sta facendo l'Associazione Amici dei Bambini? Beh, innanzitutto sia qui in Italia abbiamo detto la formazione di nuove famiglie adottive, ma nei paesi da cui provengono i bambini capita che non tutti questi 168 milioni di bambini abbandonati riescano ad avere poi la fortuna di avere l'amore di una mamma e di un papà. Quindi una delle attività fondamentali della nostra associazione è quella di accompagnare questi che vengono chiamati caregivers, i ragazzi che rimangono negli istituti, rimangono sotto il sistema tutelare fino al 18° anno di età. Dopodiché anagraficamente sono adulti e sono chiamati a rispondere economicamente, ma soprattutto li accompagniamo nel momento della formazione come adulti e li aiutiamo ad avere le loro chance nella vita, quindi a trovare una casa, un gruppo, una rete che li possa far sentire adulti accolti nella società, perché poi pian piano riescano a spiccare il volo da soli. Sono bambini cresciuti senza una mamma o un papà che li potessero accompagnare nella vita e sono costretti a diventare adulti che devono farcela da soli. AIBI vuole accompagnarli in questo percorso mettendo un po' una pezza dove la società non è riuscita, facendo in modo che siano degli adulti proiettati verso la positività della vita. E non in quello che hanno vissuto precedentemente, che probabilmente li ha un po' delusi di quello che è stata invece la loro infanzia. Esatto. Noi vi ringraziamo, il tempo naturalmente è quello che è. Vogliamo chiedere a Massimo e a Maria Luisa, questi genitori, continuo a ripetere l'aggettivo, veramente straordinari, solo per il fatto di quello che mi avete detto all'inizio. Per voi adottare un figlio sarebbe stata comunque una vocazione di vita, anche se ne aveste avuti vostri, di naturali, vero? Volete rivolgervi a quelle persone che vi stanno ascoltando da casa e che magari potrebbero in questo momento essere intenzionate a seguire un po' il vostro percorso? Massimo, Maria Luisa? Sì, comincio io. Ma io direi che l'adozione è una cosa meravigliosa, ecco, noi possiamo, e questo lo stiamo dicendo, lo stiamo dicendo e lo riconfermiamo. Ecco, l'augurio è quello che appunto chi magari ha in cuore, ecco, questo desiderio, ecco, si lascia andare, perché è vero che non serve essere genitori speciali o Superman o missionari, ecco. Penso che il desiderio sia quello, basta avere il desiderio di diventare padre e madre. Poi un figlio comunque diventa un dono, sia che l'abbiamo fatto in casa, come solitamente si dice, oppure che ci venga donato da chi, ecco, dal destino, da Dio, da chi, ognuno vede da dove arriva il proprio figlio, però in realtà, ecco, è un qualcosa che, l'ho detto prima, ecco, è un profondo atto di giustizia, perché tutti noi siamo stati figli
però un bambino che è in stato di abbandono, ecco, non è figlio, crescerà, appunto, come diceva Alice, diventerà uomo e donna, però non sarà mai figlio. Penso che questa sia nella natura, ecco, prevede il fatto che se uno non ha la possibilità di avere genitori, ecco, abbia diritto comunque ad avere una famiglia, ecco. Per cui chi ha questa mezza idea o anche un quarto si faccia avanti, perché veramente è un'esperienza meravigliosa. Cerchiamo quindi di rendere giustizia, di dare la giustizia a questi ragazzi, a questi bambini? Lo possiamo fare solo attraverso l'accoglienza familiare, perché credo che tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci voglia bene, e in questo caso una mamma e un papà sono degli elementi fondamentali per ridare dignità ad un bambino che altrimenti rischia veramente di rimanere nel vuoto della sua vita. Ecco, AIBI dunque vi dà una mano. AIBI, questa associazione Amici dei Bambini, lo ripetiamo, potete anche contribuire attraverso l'adozione a distanza, vero Alice? Il sostegno a distanza, sì, si trovano tutte le informazioni sul nostro sito. Ricordiamo l'indirizzo? Che è www.aibi.it, oppure telefonando in sede, alla sede o nazionale, oppure anche qui in Veneto, a Mestre, dove posso rispondere e dare tutte le informazioni a chi vuole contribuire al bene di un bambino. Bene, noi ringraziamo quindi Massimo Cecchetti, ringraziamo Maria Luisa Fattore e questi genitori che hanno accettato di portare la loro testimonianza di famiglia. Salutiamo naturalmente, sicuramente ci staranno ascoltando Marisol, Cintia e Artiom da casa. Ciao a tutti e ringraziamo anche la nostra Alice Paolin, referente per l'AIBI del Veneto. Storie di famiglia si conclude qui, noi torniamo la prossima settimana. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.